Buongiorno dalla Valtorre. Purtroppo, come spesso mi accade, oggi la giornata non è un granché, è molto uggioso, umido, al pomeriggio inizierà anche a piovere, però insomma c'è una buona finestra ancora di tempo così, senza pioggia, quindi ho deciso di prendere la macchina e sfruttare queste 7-8 ore di bel tempo per venire in Alta Valtorre e percorrere praticamente l'ultimo sentiero che mi manca, l'ultimo sentiero CAI che mi manca da percorrere sulla cresta, sul versante nord del Gran Monte. Per cui sono arrivato con la macchina poco dopo Passo di Tanamea, dove c'è la caserma l'ex caserma della Guardia di Finanza. Da qui ho appena intrapreso il sentiero CAI 712, mi pare, chiamato anche sentiero naturalistico dello Starmaz. Questo sentiero mi porterà prima a raggiungere il monte Starmaz e dopo praticamente salirò fino sulla cresta del Gran Monte. Lì farò un pezzo in cresta passando per la punta di Monte Maggiore per poi scendere al ricovero ANA Monte Maggiore ed infine rientrare a Passo di Tanamea dove ho lasciato l'auto. Siamo in periodo di amori per quanto riguarda i cervi e difatti anche qui nonostante non è prestissimo, sono le 8 adesso, ma i cervi sono già in attività, si sente bramire, anche alcuni bei bramiti, ne ho già sentito alcuni belli potenti, di bestie probabilmente interessanti. Vediamo se avrò fortuna. Oggi sono da solo, quindi al di là dei momenti in cui parlo da solo nel bosco con una telecamera, salirò abbastanza in silenzio. Spero di riuscire a vedere qualche bell'animale. Qui il parco è molto ricco di fauna, quindi non dovrei avere problemi. Ora per adesso il sentiero era abbastanza tranquillo, adesso inizia a salire un po' più ripido, quindi smetto di parlare, aguzzo la vista per vedere se scruto qualche cervo e noi ci sentiamo dopo. Poco più di un'ora che cammino, mi faccio una pausa, ho già superato il monte Starmaz, adesso sto percorrendo il tratto di sentiero che mi porterà dal monte Starmaz fino alla cresta del Gran Monte. Il sentiero fino adesso mi sta piacendo moltissimo, sono costantemente nel bosco di Faggio, non ha ancora iniziato a cambiare colore, c'è qualche foglia gialla ma è ancora troppo presto, mi sa deve entrare un po' di più freddo per far cambiare colore agli alberi. Dicevo, sentiero molto bello, ho trovato, salendo i resti della vecchia casera Starmaz e poi ho trovato una trincea. Chiaramente questa era zona di guerra, zona di fronte, di seconda linea e d'altronde il ricovero a Monte Aperta è stato ricavato da un ex ospedale militare, quindi fortificazioni ce n'erano, però non avevo mai letto, non avevo mai sentito di una trincea, è anche abbastanza lunga e quindi è stata una bella scoperta. Animali ho visto un ungulato, credo una cerva, ma potrebbe essere stato anche un camoscio. Ho visto questa figura marroncina che appena io sono arrivato si è buttata giù verso il crinale, quindi non l'ho vista bene, però dai, un animale, cioè, come inizio non è male, poi si sentono cervi a manetta che bramiscono. Ora mi mangio questa barrettina al cioccolato e poi riparto.
Adesso immagino che non si vedrà niente, ma è appena scesa una femmina. Ci sono due maschi, uno da quella parte circa e uno da quella, che si stanno sfidando. Guarda, guarda. Cazzo, eccolo il maschio. È qua davanti a me. Non mi ha visto ancora e sta venendo verso di me. Questa è una bella bestia. Ciao, bella bestia. È giovane però, c'ha un bel palco, ma mi pare giovane. Tac. Che spettacolo! Che spettacolo! Boh, io ho fatto la giornata oggi. Posso tornare a casa. Allora, come hai visto, ho appena avuto un incontro abbastanza ravvicinato con un bellissimo maschio di cervo. Secondo me giovane perché lo si vede, anche se il palco era bello sviluppato, quindi almeno, credo un 4 anni dovrebbe averceli, però il pelo sotto sul collo lì non era, era ancora liscio e marroncino, quindi probabilmente un maschio giovane, adulto ma giovane. Si è avvicinato molto, io ero seduto tranquillo e poi quando mi ha visto ovviamente si è girato e se n'è andato. Mi sono fermato, sono stato circa 10 minuti fermo in silenzio e c'erano due maschi qui vicino, uno alla mia sinistra e uno alla mia destra, forse era anche questo qui, e si rispondevano, uno dalla voce molto più forte e l'altro un po' più debole. Cosa fanno? Cos'è questo suono che hai anche sentito? È il bramito del cervo. Senti qua che odore di cervo. Di testosterone e di cervo. Cosa fanno i cervi nel periodo degli amori? Si sfidano con la voce, prima con la voce, per cui emettono questi suoni, chiamiamoli gutturali, per far sapere che loro sono in una determinata zona. Questo suono serve a due cose principalmente. Innanzitutto fa sapere alle femmine che sono in zona che è presente un maschio probabilmente possente. Il secondo scopo è far sapere agli altri maschi della zona che il maschio è in questa zona, per cui i maschi emettono questi suoni per far sapere queste due cose. Quando due maschi sono vicini iniziano, tra virgolette, a sfidarsi a suon di bramito. Ovviamente la bestia che riesce a emettere il bramito più forte, in teoria è la bestia più grande e più forte tra le due. Però se diciamo i due bramiti si equivalgono, oppure se comunque uno dei due maschi decide di accettare lo scontro, si avvicina all'altro, i due si guardano ed effettivamente se poi il bramito non è servito a niente, se il vedersi non è servito a niente, parte lo scontro fisico vero e proprio dove i due maschi si danno battaglia scontrandosi col palco e il vincitore dei due resterà nella zona e avrà accesso al suo harem. Difatti il cervo ha un harem di femmine che nel periodo in cui vanno in estro si riproduce con queste femmine e poi, passata la stagione degli amori, ognuno va per sé. Le femmine solitamente stanno con le femmine, i maschi durante la stagione, fuori dalla stagione degli amori, possono anche stare assieme, si raggruppano, passano l'inverno assieme a quote più basse, ci sono delle zone dove solitamente stanno. La cosa affascinante dei cervi, che a me ha sempre colpito, è il fatto che si riproducano adesso, quindi alle porte dell'inverno. Poi le femmine gravide sono in grado di bloccare la gravidanza per i mesi invernali, la bloccano per un paio di mesi, quindi il feto non cresce e poi riprende a primavera, quando poi verso giugno nascono i piccoli e i maschi sono senza il palco, che ricordo che i cervi non hanno le corna ma hanno un palco, solo i cervi maschi,
che perdono durante circa in primavera, verso marzo. Cade il palco, fanno un paio di mesi senza, poi torna a crescere, prima col velluto, poi puliscono il velluto a metà estate, così, per essere pronti da tutto ottobre di solito appunto agli scontri, per riuscire a farsi il proprio harem. Diciamo che al momento non sono molto fortunato col meteo. Come sono arrivato in cresta ha iniziato un po' a piovigginare, prima era umidità da nuvola, adesso proprio pioviggina. È appena passato la punta di Monte Maggiore, adesso vado verso il Gran Monte e poi dal Gran Monte scenderò verso il rifugio Monte Aperta. Non ho idea se sia aperto, ogni tanto mi hanno detto che è aperto il fine settimana, ma non so se è ancora aperto. È un punto d'appoggio per il Cammino Celeste e anche per il Sentiero Italia, però sì, oggi è sabato, non sarebbe male fosse aperto col fuoco acceso. Allora, sono ripartito, adesso ho preso il sentiero CAI 712 che mi riporterà al passo di Tanamea. Quello che hai visto è il ricovero Gran Monte, era un vecchio ospedale militare che adesso è stato riconvertito a rifugio / ricovero, rifugio in quanto ha una parte gestita che purtroppo ha già chiuso. Ho parlato con un ragazzo, mi ha detto che il gestore ha avuto dei problemi, ha dovuto chiudere prima. E poi c'è una parte sempre aperta. La parte sempre aperta ha uno stanzone principale, poi c'è una cucina con spolert e poi al piano superiore c'è un tavolato con brande. C'è anche il bagno e fino a che non verrà freddo e le temperature non inizieranno a scendere sotto zero, c'è anche il bagno con l'acqua corrente. Questa struttura è abbastanza importante per chi percorre il Cammino Celeste, in quanto è una tappa, è un fermo tappa, per quello anche viene gestito nonostante sia raggiungibile solo a piedi, per cui tutti i materiali, a parte mi pare un volo con l'elicottero che fanno inizio stagione, poi viene tutto portato a zaino. Diciamo è un rifugio di quelli di una volta. Bene, io sono arrivato, sono davvero soddisfatto del giro di oggi, sia per il sentiero, il primo, quello naturalistico dello Starmaz, mi è piaciuto un sacco, sentiero tecnicamente semplice, però poco marcato al suolo, ci sono un sacco di bollini segnavia. E comunque bisogna prestare attenzione a dove si va, perché se si cammina un po' distratti si fa presto a perdere il sentiero. È stata proprio una bella escursione anche per questo motivo.
sentiero poco tracciato, ogni tanto dovevo ricercare i segnavia, mi è piaciuto, molto bello, poi peccato sopra le nuvole. E poi dopo, vabbè, il sentiero di discesa, quello classico. Io come al solito ti ricordo di guardare sotto in descrizione, dove ti lascerò un po' di articoli, link vari, anche al Cammino Celeste, così vedi anche cos'è questo, che è un giro interessante qui in regione da fare. È un cammino, sta prendendo sempre più piede, ci sono sempre più strutture e servizi lungo il cammino, ormai saranno almeno 10 anni che esiste, però ultimamente c'è sempre più gente che lo percorre e credo che ne valga proprio la pena. E poi ti lascio qualcosa anche sulla questione dei cervi, e tra l'altro spero che questo video esca, insomma dovrebbe uscire entro ottobre, comunque i primi di ottobre, e non preoccuparti perché è ancora periodo di amore dei cervi, dovrebbe andare almeno fino alla fine di ottobre circa, quindi poi se vuoi andare anche tu a sentire i bramiti dei cervi, magari ti lascio sotto qualcosa di inerente, ma il consiglio principale è o vieni in montagna, vai a camminare soprattutto la mattina presto e la sera, altrimenti prova a sentire Corpo Forestale dello Stato, enti parco, guide naturalistiche. Di sicuro in questo periodo viene organizzato qualcosa per andare a sentire il bramito dei cervi e ti assicuro che anche se poi alla fine non vedi nessun cervo, anche solo ascoltare il bramito è un'esperienza davvero interessante. Io come al solito ti ringrazio per avermi seguito, spero che anche questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!